nonostante l'aumento che c'è stato con il rinnovo del contratto, un'ora di lavoro ancora non vale più di 8 euro e qualcosa lordi all'ora. Questa è una paga che non garantisce una vita dignitosa. Per questo stamane le lavoratrici cameriere ai piani al nuovo hotel di Mestre di via Ceccherini hanno scioperato un'ora e la data non è stata scelta a caso visto che si tratta solo di donne, tutte con contratto part-time obbligato, cioè involontario. Le buste paga sono inconcepibili perché non arriviamo nemmeno a fine mese, primo. E secondo perché vogliamo un incontro con l'azienda che non è tanto presente. La proprietà del nuovo hotel è Accor Hotel, un grosso gruppo alberghiero europeo con fatturato globale di 5 miliardi di euro. Però, denuncia il sindacato, non ha mai voluto assumere direttamente le cameriere ai piani, facendole lavorare attraverso il sistema degli appalti. Accor Hotel ha consentito ad aprire un tavolo col sindacato per ascoltare le richieste delle lavoratrici. Sciopero, sciopero, sciopero.